Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati cari amici in un nuovo appuntamento con le stelle di Radio.0, pronte anche oggi ad accompagnarvi con grande energia nelle novità del giorno. E allora iniziamo il nostro viaggio tra i segni, partiamo come di consueto dall'Ariete. In amore siate fatalisti, non pianificate troppo le cose, vivete al meglio il presente. D'altronde la Luna è alleata di Giove, ma nemica di Marte, Plutone e del Sole oggi. Saprete quindi trasmettere la vostra passionalità e vi godrete gli effetti esaltanti di un'agognata conquista. Toro, grazie a Urano nel vostro cielo farete conoscenza con persone gradevoli e stimolanti che vi sapranno dimostrare disponibilità, ascolto e stima. Un piacevole quanto inatteso incontro vi spingerà ad abbandonarvi alle emozioni e ai sentimenti. Gemelli, se vi sentite condizionati dalle richieste e dai giudizi di un familiare, vi prenderete una maggiore libertà di azione, appoggiati da Giove e da Saturno. Amabile è lo sviluppo di un'amicizia che occuperà sempre più spazio nel vostro cuore, diventando molto probabilmente alla fine un amore. Cancro, focalizzandovi sulle situazioni che vi coinvolgono, vi accorgerete che è proprio lì la chiave che vi aiuterà a superare le problematiche che vi tormentano. Sarà difficile invece trattenere l'insofferenza verso chi continua a farvi proposte lontane purtroppo 1000 miglia da voi. Leone, con la luna favorevole in Ariete ma Giove e Saturno avversi, sul lavoro sarete capaci di riconoscere i vostri errori e tuttavia non saprete correggerli del tutto. Mercurio vi è complice, sfrutterete una dialettica maliziosa che potenzierà intensamente il vostro fascino. Vergine, in arrivo un imprevisto, ma Urano benevolo vi donerà l'abilità di condurre a buon esito una questione familiare che stava creando non poche difficoltà. Dal segno del Toro, in più, sempre l'amico Urano sosterrà pure sul lavoro le vostre ragioni per chiarire le posizioni che difendete a spada tratta. Bilancia, per colpa della Luna in Ariete ostile a Marte e al Sole nel vostro segno, è il momento di concentrarvi con più impegno sui vostri interessi finanziari senza distrazioni. Con la Luna opposta a Marte, come dicevamo in più, avrete voglia di levarvi degli sfizi, ma siate ragionevoli, non esagerate. Scorpione, fiuto e intuizione proverbialmente non vi mancano, sfruttateli al meglio per cominciare nuove attività o per incrementare le vostre fonti di guadagno. La vostra economia è instabile al momento a causa di Giove e Saturno sfavorevoli, possibilmente evitate quindi di contrarre debiti. Sagittario, se siete single con Venere nel segno e l'ausilio di Giove e Saturno farete colpo con il vostro fascino suadente e parole convincenti, le risposte saranno piene di ardore. Chi desidera avviare poi una relazione d'amore avvincente riuscirà a superare ogni ritrosia dell'altro. Capricorno, con la Luna inquadrato a Plutone non commettete l'errore di dare per scontata l'amicizia di una persona. Si può pretendere, ma si deve anche dare, tenetelo bene a mente. Vi ritroverete a fare delle scelte in poco tempo, ma voi avete bisogno di ponderare, di prevedere le conseguenze, quindi trovate un'alternativa. Acquario, per merito della Luna in sestile a Giove in questo mercoledì, anche se dovrete affrontare dei rischi, vi dedicherete a ciò che vi appassiona e ne riporterete delle belle soddisfazioni. Alcuni di voi dovranno assumersi il compito di guidare un amico che attraversa un periodo complicato. E chiudiamo infine con i pesci. Essendo Nettuno nel vostro cielo oggi, controllate bene il cibo che mettete a tavola, scegliete sempre la via dell'equilibrio anche qui. Riscuoterete riconoscimenti che vi porteranno a buon umore e coltiverete un hobby che amate particolarmente. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle di ottobre, appuntamento a domani per tutte le novità, intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0